Ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video da Mercato, batta, la verità, come state oggi? Spero tutto bene. Scusate se in questa settimana, in questi 8-9 giorni non sono usciti video, ma sono andato in vacanza. Eh, Poi non vi dico quello che mi sta succedendo da quando sono tornato, da ieri. Vabbè, in questo video intanto vi ricordo di lasciare un bel like e commento e per supportarmi iscrivetevi anche al canale e ritornano i video post partita. Scusate se non ho fatto quello del Napoli, di Genoa-Napoli, finita per 0-2 da parte del Napoli. Vanno al gol De Bruyne e Antonio Vergara, gran gol. E in questo video facciamo un po' un riassunto di questa partita e della partita della Roma finita per 4-0 contro la Fiorentina. Allora, partiamo da Napoli. La partita che si è giocata alle 20:45 di sabato. E scusate, mi scuso ancora per le condizioni, ok, come sto parlando. Non so come mi vedete, ma è una cosa assurda. Vabbè. Finita per 0-2 per il Napoli. Come già detto ha segnato scusate, ha segnato De Bruyne e Antonio Vergara. Primo tempo da parte del Genoa ehm, molto buono rispetto a quello del Napoli che ha fatto i primi 30 minuti, anzi no, i primi 35 minuti ha fatto un tempo, ecco, un po' cattivo, poi ha fatto sfogare il Genoa e dopo il 35esimo minuto ha iniziato a sfogarsi lui e poi si è finito il primo tempo, è iniziato il secondo, il Napoli ha rivoltato la partita e da qui entrano Teno Vergara e Oriund e segnano due gol che portano la vittoria per la SSC Napoli, prima vittoria in campionato di Allegri con il Napoli. Poi parliamo della Roma, di questa partita di questa sera. Roma che vince per 4-0 contro la Fiorentina. Fiorentina che ha fatto schifo, Malen ovviamente mostruoso, un attaccante a mio parere formidabile, non so chi dica il contrario, però ci sta qualcuno che lo dice. E che fa 4 gol, si porta il primo pallone a casa di questa stagione di Serie A e che c'è da dire più? La Fiorentina ha fatto schifo, totalmente schifo, c'è da dire pure che ehm, mi ricorda un poco la partita che il Napoli fece contro l'Hellas Verona che perdemmo 3-0, dove non mi voglio dire altro perché non me la voglio ricordare quella partita, vabbè. C'è da dire pure che la Fiorentina, diciamo, tutti questi giocatori andandoli a prendere bisogna prima amalgamarli bene in rosa e poi eh, diciamo poter puntare in alto nonostante abbia fatto un mercato mostruoso, la Fiorentina abbia fatto un mercato stratosferico oggi, mamma mia che mercato, ma Santuno, Gimenez e tutto. Vabbè ragazzi, io vi ringrazio per la visione di questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e se mi volete supportare commentate e condividete il video. Ciao, aiuto.